Stato di massima allerta meteo per le prossime 48 ore sulla montagna bellunese. Il Natale si prevede all'insegna del maltempo sulle Dolomiti, con nevicate abbondanti alle quote sopra i 1500 metri che faranno salire l'indice di rischio valanghe. Lo annuncia il centro polifunzionale della Protezione Civile regionale, che oggi si è riunito per fare il punto della situazione alla luce del peggioramento delle previsioni che riguardano sia la giornata di Natale che di Santo Stefano, quando gli apporti nevosi potranno raggiungere l'altezza di 1 metro oltre i 1700 metri. Il pericolo di valanghe aumenterà fino a diventare forte, grado 4 su una scala di 5 punti, in particolare la notte fra il 25 e il 26 dicembre. L'elevata criticità valanghe a partire dal giorno 25 dicembre, prosegue per il giorno 26 e fino al variare delle condizioni atmosferiche del manto nevoso. Dalla sera di domani, sottolinea la Protezione Civile, sono possibili valanghe di medie e anche grandi dimensioni lungo i percorsi abituali. Particolarmente esposti saranno i passi dolomitici e prealpini, ma singole situazioni critiche si potranno verificare anche lungo vie di comunicazione poste a quote medie, a causa di valanghe che non è escluso possano raggiungere in alcuni casi la sede stradale. Sempre in riferimento all'evoluzione della situazione meteo nei prossimi giorni, il centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha dichiarato anche lo stato di attenzione per il rischio idrogeologico a partire dalle 8 di domani alle 20 di giovedì 26. L'avviso riguarda in particolare il bacino dell'Alto Piave e tutta la provincia di Belluno. Lo stato di allerta ha già attivato la macchina della Protezione Civile provinciale. Se in montagna sono previste abbondanti nevicate che nel versante nord-occidentale potranno assumere il carattere di vere e proprie tempeste di neve, nelle valli le carte segnalano il rischio di nubifragi. Elevato in Val Belluna, dove le piogge attese potrebbero raggiungere livelli eccezionali, come conferma il dirigente regionale della Protezione Civile. La criticità idrogeologica e idraulica passa da ordinaria a moderata ed anche elevata in alcune aree del Veneto. In particolare vi è allarme di protezione civile nel Basso Piave, Sile e bacino scolante in laguna, preallarme nella parte centrale, alta e orientale della regione.